In questo mattino del Giovedì Santo per celebrare la solenne messa del Crisma. Questa Eucaristia, durante la quale il Vescovo benedice il Sacro Crisma, l'olio degli infermi e l'olio dei catecumeni, è considerata una delle principali manifestazioni della pienezza del sacerdozio del Vescovo e un segno della stretta unione dei presbiteri e dei diaconi con lui. Insieme però questa celebrazione è anche festa di tutti i battezzati, popolo di sacerdoti, uniti e consacrati con i sacramenti del battesimo e della cresima. Oggi quindi si manifesta il mistero della Chiesa, corpo di Cristo, organicamente strutturato nella varietà di doni e servizi che edificano il popolo di Dio. Proprio in questo clima di festa, Vescovo e presbiteri rinnovano le promesse sacerdotali fatte il giorno dell'ordinazione, per continuare a servire Cristo e i fratelli e le sorelle con l'annuncio della parola, la grazia dei sacramenti e la testimonianza di un'autentica carità pastorale. Ci sentiamo in questa celebrazione particolarmente uniti, nel ricordo e nella preghiera, con i sacerdoti che celebrano quest'anno il Giubileo di ordinazione presbiterale. 70° Monsignor Domenico Tomè, 65° Monsignor Luigi D'Avanzo, Monsignor Noè Tamai, Monsignor Pietro Varnier, 60° Monsignor Tarcisio Bolzan, 50° Sua Eccellenza Monsignor Armando Bucciol, 25° Monsignor Pierpaolo Bazzicchetto, 10° Don Matteo Darcier, Don Dieudonné Deograzias Maria Cristumbaie, 1°
Don Lorenzo Cavinato, Don Claudio Soligon. Ricordiamo inoltre il 25° di ordinazione episcopale del Vescovo Flavio Carraro, emerito di Verona, ospite nella comunità dei Frati Cappuccini di Conegliano. Accogliamo la processione d'ingresso con il canto Popolo Regale, nella prima facciata del foglietto. Assemblea Santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta il tuo Signor. Cantiamo a te, splendore della luce immortale, te lodiamo, eterna parola uscita da Dio. Cantiamo a te, o Figlio della Vergine Maria, te lodiamo, o Cristo Salvatore e nostro fratello. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta il tuo Signor. Cantiamo a te, splendore della luce immortale, te lodiamo, o stella radiosa che annuncia il giorno. Cantiamo a te, o luce che rischiari nella notte, te lodiamo, o luce della nuova Gerusalemme. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta il tuo Signor. Cantiamo a te, Messia annunciato dai profeti, te lodiamo, o Figlio di Abramo e Figlio di Davide. Cantiamo a te, Messia, speranza dei poveri, te lodiamo, o Cristo
Cristo nostro Re, umile di cuore. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo di Dio, canta il tuo Signor. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, in questo Giovedì Santo, in prossimità dell'annuale celebrazione pasquale di Cristo morto, sepolto e risorto, in forza della consacrazione battesimale e del sacerdozio ministeriale, siamo convocati a celebrare le grandi opere di Dio. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama a conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Christe eleison. Christe eleison. Eleison. Gloria
in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus Te benedicimus Te adoramus Te glorificamus Te gratias agimus tibi propter magnam gloriam Tuam Domine Deus Rex celestis Deus Pater omnipotens Domine Filii unigenite Iesu Christe Domine Deus Agnus Dei Filius Patris qui tollis peccata mundi miserere nobis qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis quoniam tu solus sanctus tu solus dominus tu salus altissimus Iesu Christe Sancto Spiritu in gloria Dei Patris Preghiamo. O Padre, che hai consacrato il tuo unico Figlio con l'unzione dello Spirito Santo e lo hai costituito Messia e Signore, concedi a noi resi partecipi della sua consacrazione di essere testimoni nel mondo della sua opera di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. Io darò loro fedelmente il salario. Concluderò con loro un'alleanza eterna. Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta dal Signore. Parola di Dio. Grazie a Dio. Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò per sempre l'amore del Signore. Ho trovato Davide, mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato. La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Canterò per sempre l'amore del Signore. La mia fedeltà e il mio amore saranno con Lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Egli mi invocherà: tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Canterò per sempre l'amore del Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Grazia a voi e pace da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E per Lui tutte le tribù della terra
si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio: io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio. Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Parola del Signore. Vi saluto tutti cari confratelli sacerdoti, diaconi, consacrati, consacrate, fedeli tutti. Saluto anche coloro che
sono in sintonia con noi attraverso le frequenze di Tenda TV e di Radio Palazzo Carli. Siamo in comunione spirituale e celebrativa, nonostante la distanza. Qualche giorno fa mi è arrivata una lettera firmata da un certo padre Thomas Balk di Berlino, che io proprio non conosco. Mi sono fatto l'idea che sia una lettera mandata in generale a tutti i vescovi. Scrive in modo molto laconico, però in italiano: cara eccellenza, se ogni tanto pensasse al sacrificio di Cristo nostro Signore, l'intera umanità sarebbe più buona. Francamente mi ha lasciato perplesso all'inizio e, dato il tono, pensavo di cestinarla come altre lettere più o meno strane che ogni tanto mi arrivano. Poi però mi sono fermato a riflettere, sia perché non era anonima, come tante altre, sia perché tocca un punto molto importante: se ogni tanto pensasse al sacrificio di Cristo nostro Signore. Confesso che la prima reazione è stata quella di dire: ma certo che ci penso, che discorsi sono questi? Spesso anche. Poi però, riflettendo, mi sono reso conto che questa realtà, che è il sacrificio di Cristo, corro il rischio di darla per scontata, come una cosa di cui so già tutto. Ne parliamo così spesso. E allora mi sono chiesto: ma cos'è il sacrificio di Cristo in sé e per me? E mi sono dato questa risposta: è un atto e insieme un atteggiamento, guidato anche dalla lettera agli Ebrei che stiamo leggendo in questi giorni nell'ufficio, che abbiamo letto anche qualche giorno fa, nel giorno dell'Annunciazione. Un atto e contemporaneamente un atteggiamento. Un atto, anzitutto. L'atto con cui Gesù offre tutto se stesso al Padre fino alla morte. E lo fa perché si compie il suo disegno, il disegno del Padre, che è un disegno di alleanza e di amore, annullando così la distanza fra Dio e l'uomo, fra Dio e l'umanità. Un atto con cui Gesù ci precede e crea gratuitamente, anticipando ogni nostra iniziativa, crea una relazione con il Padre e tra di noi. Si tratta di una relazione, o meglio, per usare un termine che abbiamo in mente in questo tempo, una rete di relazioni che costituisce la vocazione e il volto concreto che deve assumere quella realtà che noi chiamiamo Chiesa. Sia la Chiesa universale, sia la Chiesa locale, sia la Chiesa domestica. In questo senso possiamo cogliere più a fondo il significato delle parole della seconda lettura, che definisce Gesù come colui che ci ama, che ci ha liberati dai nostri peccati, cioè dalla lontananza con Dio, con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il nostro Dio e Padre. Dice proprio questo. Ma contemporaneamente, oltre che un atto, è un atteggiamento, il sacrificio di Gesù, un atteggiamento spirituale che lui ha vissuto lungo tutta la sua vita e con il quale noi siamo chiamati giorno dopo giorno a entrare in comunione facendolo nostro. Potremmo riassumerlo questo atteggiamento spirituale con le parole della lettera agli Ebrei, ascoltate 8 giorni fa, il 25 marzo. Ecco, io vengo a fare la tua volontà. Ricordando e celebrando il sacrificio di Gesù, noi non ricordiamo, non celebriamo una cosa, un atto che è diventato per noi un oggetto, una cosa appunto. No. Noi entriamo in relazione con una persona,
con una persona che si offre al Padre e si sacrifica per noi. È importante questo. Credo che sia proprio importante anche il modo di esprimerci noi ogni volta che celebriamo la Pasqua, ma anche ogni volta che celebriamo nell'Eucaristia il sacrificio di Gesù. Non entriamo in contatto, ripeto, con una cosa o al massimo con un evento pur grandioso relegato nel passato, ma entriamo in relazione con una persona, con Gesù, che per sempre si fa incontrare nel suo atteggiamento sacrificale. È proprio così. Un atteggiamento, ci ricorda la lettera agli Ebrei, avvenuto una volta per sempre, non come i sacrifici dei sacerdoti antichi che dovevano ripetersi ogni giorno. La sintesi più profonda di tutta la vita di Gesù è costituita proprio da questo atteggiamento sacrificale, cioè dalla sua volontà attuata di amore e di dedizione. Per quella volontà noi siamo stati salvati, dice l'autore della lettera agli Ebrei. Per sempre egli si offre a noi in questo suo atteggiamento di donare la sua vita per noi uomini, per tutti gli uomini, per tutti gli uomini. Atto e atteggiamento. Atto e atteggiamento, quelli del sacrificio di Gesù, che sono, ricordiamoci, il modo unico in cui noi ormai possiamo e dobbiamo incontrarlo. Non possiamo incontrarlo in altro modo. Atto e atteggiamento che stanno a fondamento di una riflessione che mi è venuta in queste settimane e che mi pare opportuno condividere con voi, cari confratelli. L'ho già fatto con alcuni confratelli, per esempio nell'unità di Mareno o con altri. Ecco, però mi pare giusto condividerlo. È una riflessione che parte da quella immagine che abbiamo usato per quest'anno pastorale della rete che non deve squarciarsi. Una rete che si identifica, lo sappiamo bene, con le nostre comunità cristiane. È una riflessione che mi è venuta diverse settimane fa, proprio nel giro che facevo per le unità pastorali, e che ha trovato un suo proprio collegamento con questa riflessione su quella lettera che mi è arrivata. Cos'è in fondo la parrocchia? Cos'è in fondo la diocesi? Non sono altro che una rete di persone in relazione. Ma precisiamolo bene, in relazione tra loro, perché in relazione con Gesù. Ed è importante ricordare che il fondamento di questa rete di relazione non è di tipo semplicemente sociologico, non è una rete puramente sociale, o meglio, è anche una rete sociale, perché ha una figura visibile, storica. Ma questa rete di relazioni di persone in relazione fra loro, che è la comunità cristiana, è primariamente e fondamentalmente una rete di tipo spirituale e sacramentale, misterico, dice il Concilio Vaticano II. È nata e ha preso forma a partire dall'ascolto della parola di Dio, dall'adesione personale a Gesù avvenuta con la fede nel battesimo, grazie all'opera dello Spirito Santo. Siamo in rete perché siamo battezzati, cioè immersi in Cristo. Siamo rete perché siamo stati unti dallo Spirito Santo che ci ha confermato nell'unione con Gesù. Siamo rete perché ci nutriamo di un unico pane che è l'Eucaristia, pane che è il corpo di Cristo grazie all'invocazione dello Spirito Santo. Ma previamente siamo in rete perché abbiamo, come abbiamo sottolineato poco fa, per quell'atto e per quell'atteggiamento sacrificali con cui Gesù ci ha rimessi in relazione di comunione con il Padre e tra noi, prima di qualsiasi nostra iniziativa o risposta. Capiamo allora
quanto è importante che noi riconosciamo e accogliamo con gratitudine e responsabilità questa rete di cui siamo parte e facciamo di tutto perché non si squarci, e lo facciamo agendo anzitutto sul piano spirituale. Ma anche su quello storico, sociale, visibile, dirà qualcuno, certamente, certamente, ma non solo su questo. Perché dico questo? Perché dobbiamo riconoscere, a partire da me, sapete, non sto a... che istintivamente noi pensiamo che la rete funzioni e non si squarci perché facciamo noi delle cose. E anche quando si tratta di fare delle cose spirituali, come ad esempio la celebrazione liturgica o l'iniziazione cristiana, siamo portati a pensare di essere ancora una volta noi che facciamo, o perché siamo bravi, o perché siamo numerosi, o perché abbiamo delle idee originali, eccetera. No. Dobbiamo davvero cambiare prospettiva. Non intendo certo dire di eliminare ciò che facciamo dal punto di vista organizzativo, pratico e operativo, proprio no. Ma occorre essere consapevoli, direi più consapevoli, che tutto questo è sempre, per quanto importante, una realtà seconda, che non vuol dire secondaria, ma seconda. Perché la prima è sintonizzarsi con l'azione dello Spirito Santo che ci unisce a Gesù in quell'atto, in quell'atteggiamento sacrificali che abbiamo ricordato, e proprio per questo ci unisce tra di noi. Faccio un esempio. Tutti noi abbiamo notato la diminuzione di presenze alla celebrazione liturgica, ancor prima del Covid, accentuatasi dopo. Molti per questo motivo possono essere portati a pensare: allora sto a casa anch'io. Oppure noi pastori possiamo lasciarci prendere dalla delusione, dallo scoraggiamento e così via. Qua va tutto in baion. Queste reazioni avrebbero senso se tutto dipendesse da noi e dal nostro fare. Il nostro fare è così debole, così ormai sfilacciato, che ormai se ne vanno tutti, andiamocene a casa anche noi. Ma se siamo convinti che questa rete è principalmente una rete creata dall'azione dello Spirito Santo, dalla parola che Gesù fa risuonare ancora oggi, dai sacramenti che riceviamo in dono, allora non dobbiamo pensare così. Non dobbiamo pensare così. Certo, dispiace e molto vedere che bambini, ragazzi, giovani non vengono in chiesa come un tempo o vengono poco, ma non dobbiamo per questo lasciar perdere tutto. Io credo che proprio in questo tempo noi siamo chiamati a vivere con più fede la relazione con Gesù nel suo atto e nel suo atteggiamento sacrificale. Sacrificio fatto una volta per sempre per tutti, cioè per tutta l'umanità. Possiamo quindi, anzi dobbiamo innalzare la nostra preghiera, perché è su questo piano che anzitutto si mantiene salda la rete affinché non si squarci, ma con la chiara consapevolezza che siamo chiamati a pregare per tutti, non solo pregare per me o per noi, ma pregare per tutti, in conformità all'atto e all'atteggiamento di Gesù. Penso poi all'Eucaristia più concretamente. Anche in questo caso verrebbe da dire a volte: siamo così pochi, eppure posso, anzi devo celebrare l'Eucaristia per tutti, per coloro che vorrebbero esserci ma non possono, per coloro che potrebbero esserci ma non vogliono, per coloro che neanche sanno che c'è un'Eucaristia celebrata anche per loro.
Ogni Eucaristia, lo sappiamo bene, è per il mondo, non solo per me. Mi viene in mente l'esperienza spirituale del beato Charles de Foucauld, che ha celebrato l'Eucaristia per anni e anni nella più totale solitudine. Fratello universale viene chiamato. Qualche anno fa vuol dire ospitale, non vuol dire soltanto che è aperta a tutti, ma vuol dire che proprio mentre viene celebrata è per tutti. E chi la celebra mentre celebra sa che è per tutti. Vuol dire che nella nostra preghiera, nella nostra Eucaristia, ospitiamo tutti. Come vescovo, come prete, ma anche come laico, non devo pensare che celebro l'Eucaristia solo per me e per quelli che vogliono venirci. No, celebro l'Eucaristia per tutti, per tutti. Proprio perché la Chiesa, che è quella rete che si costituisce a partire dalla relazione con Gesù, è, dice il Concilio, segno e strumento di salvezza per tutto il genere umano, segno e strumento dell'unità del genere umano intero, per quell'unità che è ciò per cui il Signore Gesù ha dato la sua vita e continua a intercedere presso il Padre. Noi, pur essendo quattro gatti, preghiamo, celebriamo l'Eucaristia, facciamo del bene, cioè crediamo, speriamo e amiamo per tutti, per tutta l'umanità. E in questo modo cooperiamo con lo Spirito perché la rete non si squarci, la rete delle nostre comunità, ma insieme la rete che è quel regno che Gesù è venuto ad annunciare e a inaugurare. Non temere, piccolo gregge, perché il Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Questa frase mi pare che si possa proprio collocare qui. C'è una bellissima intuizione della tradizione ebraica, per la quale il mondo continua ad esistere perché ci sono 36 giusti che in ogni epoca lo tengono in piedi con la loro preghiera e la loro vita proba. Credo che sia un'intuizione meravigliosa che ha trovato in Gesù e nella Chiesa il suo compimento. Un'intuizione che forse si era smarrita quando il cristianesimo, almeno nelle nostre regioni, era diventato assoluta maggioranza, ma che torna a galla nella sua verità e bellezza oggi, quando ci scopriamo dolorosamente ma realisticamente minoranza. E io credo che questo atteggiamento interiore che si sintonizza con l'atto e l'atteggiamento sacrificale di Gesù sia l'anima della vera missionarietà. Se ci pensate, io prego, celebro per tutti. E questo un po' alla volta tocca, trasforma la mia vita. Mi sono soffermato sulla preghiera, mi sono soffermato sulla celebrazione eucaristica perché sono quelli più evidenti, però quanto ho detto vale per tutta quanta la nostra vita. Pensiamo, per fare un unico esempio che riguarda noi preti, al modo di vivere il nostro celibato. Potrebbe essere vissuto, e a volte lo è vissuto, come una semplice palizzata che circoscrive e difende il nostro ministero. È già qualcosa, ma molto meglio potrebbe essere visto e vissuto come un'offerta di noi stessi per tutti, fedeli o gente di passaggio, in comunione con Gesù, che una volta per sempre e per tutti ha fatto della sua vita un dono totale. Cara Eccellenza, se ogni tanto pensasse al sacrificio di Cristo nostro Signore, l'intera umanità sarebbe più buona. Credo che sia profondamente vero, al di là del tono che può essere discutibile, ma per me e per tutti. Se pensassimo di più al sacrificio di Cristo nostro Signore, l'intera umanità, non solo io, non solo tu, non solo noi, l'intera umanità sarebbe migliore. Scusate la lunghezza di questa riflessione, ma mi pareva
così opportuna e bella, ecco, da comunicare. Prima di concludere facciamo memoria, come ogni anno, anche dei nostri confratelli che sono morti a partire dalla celebrazione del Crisma dell'anno scorso, avvenuta il 28 maggio. Anche loro sono parte di quella rete che non si squarcia, perché la comunione dei santi non si squarcia mai. Don Pietro Salvador, Don Lucio della Fontana, Don Pier Giorgio Trevisan, Don Francesco Toffoli, Don Roberto Battistin, Don Giovanni Gava, Don Egidio Camerin, Don Pietro Mazzarotto e anche Monsignor Alfredo Magarotto, nostro vescovo per 7 anni. Li affidiamo alla misericordia paterna e fedele di Dio perché li renda pienamente partecipi della sua gioia eterna. Ricordiamo poi con grande affetto i preti nostri che sono in giro, Don Ferruccio Sant, in servizio pastorale a Parigi, Don Domenico Salvador e Don Marco D'Almagro in Brasile, con cui ho comunicato ieri, assicurando che lo avremmo ricordato e lui mi ha garantito il suo ricordo, la sua preghiera, come pure il nostro prete diocesano diventato vescovo, Don Fabio Dalcin, con cui mi sono sentito ieri sera, mi ha detto che porta il suo ricordo e la sua preghiera. Preghiamo anche per i nostri preti anziani, ai quali esprimiamo la nostra vicinanza, e per i religiosi e le religiose che sono partiti dalla nostra diocesi, esercitando il loro ministero sacerdotale nelle varie parti del mondo. Desideriamo sentirli tutti in questo momento in profonda comunione con noi. Per tutti invochiamo l'intercessione di Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, e l'intercessione di San Tiziano e dei nostri santi patroni. Ci assistano, ci accompagnino a vivere la nostra vocazione e il nostro ministero. All'interno di tutto il popolo sacerdotale, ora vescovo e presbiteri rinnovano le promesse sacerdotali, con le quali si sono resi disponibili a servire Cristo nella Chiesa. Partecipiamo in silenzio a questo momento, seguendo il rito nel foglio. Figli carissimi, nella memoria annuale del giorno in cui Cristo Signore comunicò agli Apostoli e a noi il suo sacerdozio, vogliamo rinnovare le promesse a suo tempo fatte davanti al nostro Vescovo e al popolo santo di Dio. Vogliamo unirci più intimamente al Signore Gesù, modello del nostro sacerdozio, rinunciando a noi stessi e confermando quei sacri impegni che, attratti dall'amore di Cristo, abbiamo assunto liberamente verso la Chiesa. Vogliamo essere dispensatori fedeli dei misteri di Dio per mezzo della Sacra Eucaristia e delle altre azioni liturgiche, e adempiere il ministero della parola di salvezza sull'esempio di Cristo, capo e pastore, lasciandoci guidare non da interessi umani. E voi, figli carissimi, pregate per i vostri sacerdoti. Il Signore effonda su di loro l'abbondanza dei suoi doni perché siano fedeli ministri di Cristo, sommo sacerdote, e vi conducano a Lui, unica fonte di salvezza. Per tutti i nostri sacerdoti preghiamo.
ascoltaci, o Signore. E pregate anche per me, perché sia fedele al servizio apostolico affidato alla mia umile persona e tra voi diventi ogni giorno di più immagine viva e autentica di Cristo sacerdote, buon pastore, maestro e servo di tutti. Per il nostro Vescovo Corrado preghiamo. Ascolta. Il Signore ci custodisca nel suo amore e conduca tutti noi, pastori e gregge, alla vita eterna. Possiamo sedere. Si forma ora la processione offertoriale. I diaconi e i ministri presentano al Vescovo, insieme al pane, al vino e all'acqua, anche l'olio per il sacro crisma e gli altri oli santi. Il crisma sarà preparato quest'anno con oli essenziali aromatici, con l'essenza di bergamotto offerta dalla diocesi calabrese di Locri Gerace e con olio di nardo proveniente dalla Terra Santa. Con l'antico inno O Redemptor invochiamo Cristo perché l'olio diventi segno vivo della grazia divina che infonde lo Spirito Santo, libera dal male e sostiene nelle prove. Lotamente sacrofon. Ecco l'olio del crisma. Ecco l'olio degli infermi.
e con l'olio dei catecumeni. O Redemptor, summe Carmen, temet Lotamente sacro fontem, auffugantur crimina, puncta fronte sacro sancta, influnt charismata. O Redemptor, summe Carmen, temet Ordenatus ex parentis, album implens virginis, presta lucem claudem mortem, Chrismatis consortibus. O Redemptor, summe Carmen, temet Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. La potenza di questo sacrificio, o Signore, cancelli l'antica schiavitù del peccato e faccia germogliare in noi novità di vita e salvezza per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il tuo Figlio unigenito mediatore della nuova ed eterna alleanza e con disegno mirabile hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti. Nel suo amore per i fratelli, sceglie alcuni che mediante l'imposizione delle mani rende partecipi del suo ministero di salvezza, perché rinnovino nel suo nome il sacrificio redentore e preparino ai tuoi figli il convito pasquale. Servi premurosi del tuo popolo lo nutrono con la parola e lo santifichino con i sacramenti, donando la vita per te e per la salvezza dei fratelli, si conformino all'immagine di Cristo
e ti rendano sempre testimonianza di fede e di amore. E noi, Signore, insieme con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Tiziano e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Il Vescovo benedice ora l'olio degli infermi, che conferisce ai malati il rimedio per le infermità dell'anima e del corpo, e ottiene il perdono dei peccati. O Dio, Padre di ogni consolazione, che per mezzo del tuo Figlio hai voluto recare sollievo alle sofferenze degli infermi, ascolta la preghiera della nostra fede. Manda dal cielo il tuo Spirito Santo Paraclito su quest'olio, frutto dell'olivo, nutrimento e sollievo del nostro corpo. E fondi la tua santa benedizione perché quanti riceveranno l'unzione ottengano conforto nel corpo, nell'anima e nello spirito e siano liberati da ogni malattia, angoscia e dolore. Questo dono della tua creazione diventi olio santo da te benedetto per noi nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. Guardandovi negli occhi, scambiatevi il dono della pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Dona nobis pacem. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore. L'Eucaristia è distribuita verso il fondo della navata centrale, alla fine dei posti riservati ai sacerdoti concelebranti, e nelle navate laterali davanti ai primi altari. Disponiamo il nostro cuore all'incontro con il Signore in questo sacramento di salvezza e accompagniamo questo momento con i canti riportati nel foglietto. Tu fonte viva, chi ha sete beva, fratello
exultemus et in ipso iucundemur, timeamus et amemus Deum vivum, et ex corde diligamus nos sincero. Ubi caritas est vera, Deus sibi est. Simul ergo cum in unum congregamur, ne nos mente dividamur, caveamus, cessent iurgia maligna, cessent lides, et in medio nostri sit Christus Deus. Ubi caritas est vera, Deus sibi est. Preghiamo. Concedi, Dio Onnipotente, che rinnovati dai santi misteri diffondiamo nel mondo il buon profumo di Cristo e di vive e regna nei secoli dei secoli. Il Vescovo benedice ora l'olio dei catecumeni, segno della fortezza che viene dal Signore e destinato a coloro che si preparano a ricevere il battesimo. Subito dopo sarà benedetto l'olio del crisma per i sacramenti del battesimo, della cresima, dell'ordine sacro e per consacrare le chiese e gli altari. O Dio, sostegno e difesa del tuo popolo, benedici quest'olio nel quale hai voluto donarci un segno della tua forza divina. Concedi energia e vigore ai catecumeni che ne riceveranno l'unzione, perché illuminati dalla tua sapienza comprendano più profondamente il Vangelo di Cristo. Sostenuti dalla tua potenza, assumano con generosità gli impegni della vita cristiana. Fatti degni dell'adozione a figli,
gustino la gioia di rinascere e vivere nella tua Chiesa per Cristo nostro Signore. Fratelli carissimi, rivolgiamo ora la nostra preghiera a Dio Padre Onnipotente perché benedica e santifichi quest'olio misto a profumo e coloro che ne riceveranno l'unzione siano interiormente consacrati e resi partecipi della missione di Cristo Redentore. O Dio, fonte prima di ogni vita e autore di ogni crescita nello Spirito, accogli il gioioso canto di lode che la Chiesa ti innalza con la nostra voce. Tu in principio facesti spuntare dalla terra alberi fruttiferi e tra questi l'olivo, perché dall'olio fluente venisse a noi il dono del crisma. Il profeta Davide, misticamente presago dei sacramenti futuri, cantò quest'olio che fa risplendere di gioia il nostro volto. Dopo il diluvio, lavacro espiatore dell'iniquità del mondo, la colomba portò il ramoscello d'olivo, simbolo dei beni messianici, e annunciò che sulla terra era tornata la pace. Nella pienezza dei tempi si sono avverate le figure antiche, quando, distrutti i peccati nelle acque del battesimo, l'unzione dell'olio ha fatto riapparire sul volto dell'uomo la tua luce gioiosa. Mosè, tuo servo, per tua volontà, purificò con l'acqua il fratello Aronne e con la santa unzione lo consacrò sacerdote. Il valore di tutti questi segni si rivelò pienamente in Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Quando egli chiese il battesimo a Giovanni nelle acque del fiume Giordano, allora tu hai mandato dal cielo in forma di colomba lo Spirito Santo e hai testimoniato con la tua stessa voce che in lui, tuo Figlio unigenito, dimora tutta la tua compiacenza. Su di lui, a preferenza di tutti gli altri uomini, hai effuso l'olio di esultanza profeticamente cantato da Davide. Tutti i concelebranti stendano ora la mano destra verso il crisma fino al termine della preghiera. Ora ti preghiamo, o Padre, santifica con la tua benedizione quest'olio, dono della tua provvidenza. Impregnalo della forza del tuo Spirito e della potenza che emana dal Cristo, dal cui santo nome è chiamato crisma, l'olio che consacra i sacerdoti, i re, i profeti e i martiri. Confermalo come segno sacramentale di salvezza e vita perfetta per i tuoi figli rinnovati nel lavacro spirituale del battesimo. Questa unzione li penetri
e li santifichi perché, liberi dalla nativa corruzione e consacrati tempio della tua gloria, spandano il profumo di una vita santa. Si compie in essi il disegno del tuo amore e la loro vita integra e pura sia in tutto conforme alla grande dignità che li riveste come re, sacerdoti e profeti. Quest'olio sia crisma di salvezza per tutti i rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo e li renda partecipi della vita eterna e commensali al banchetto della tua gloria per Cristo nostro Signore. Amen. Acclamiamo al Crisma e agli altri oli oggi benedetti, unendo le nostre voci nel canto. Il Signore è la luce che vince la notte. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è la grazia che vince ogni male. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è letizia di olio fragrante. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è la forza che tutto risana. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Prima della benedizione conclusiva, un grande augurio a tutti voi, cari confratelli, sacerdoti, diaconi, voi consacrati, fedeli tutti, un augurio di buona Pasqua, che nelle vostre comunità parrocchiali il Triduo Pasquale, che comincia oggi, venga celebrato con fede e fruttuosamente, produca frutti di vita cristiana e di conversione. Ringrazio tutti coloro che hanno presenziato, ringrazio tutti voi, ringrazio Nicola che ci ha fatto da cantore, è un giovane di Fontanelle trovato da Don Mirko e che ci ha aiutato anche a pregare cantando così bene le parti previste dalla liturgia. Chiediamo al Signore che ci accompagni e ci sostenga, ricordiamo in particolare i nostri sacerdoti anziani, gli amarati e gli amarati delle nostre parrocchie, li comprendiamo nella nostra benedizione. Si ricorda che durante la processione iniziale della Messa in Cena Domini di questa sera, le ampolle con gli oli santi andranno presentate alle comunità. Esse verranno deposte sulla mensa e incensate prima di riporle nel luogo loro riservato. Colui che presiede richiamerà i presenti il rito della benedizione compiuto questa mattina dal Vescovo. Si invita inoltre ad attenersi alle indicazioni per le celebrazioni di questi giorni date a causa della pandemia in corso. Ricordiamo i sacerdoti che nell'atrio del seminario noi seminaristi siamo a disposizione per consegnare il libretto del mese di maggio sia per chi l'ha prenotato sia per chi desidera acquistarne delle copie.
in modo particolare la benedizione ai sacerdoti che celebrano i loro anniversari di ordinazione, dai più giovani ai più anziani. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai. Gloria a te, presto verrai, sei speranza solo tu. Sia lode a te, Cristo Signore, che con dolcezza ci chiami amici, la nostra fede noi rinnoviamo, solo in te pace e unità. Amen Maranatha. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai. Gloria a te, presto verrai, sei speranza solo tu. Sia lode a te, Cristo Signore, che in San Giuseppe un padre hai trovato, presenza buona e silenziosa, solo in te pace e unità. Amen Maranatha. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai. Gloria a te, presto verrai, sei speranza solo tu. Sia lode a te, Cristo Signore, che in San Giuseppe casto e prudente ogni virtù da lui tu hai appreso.